foresta che cresce anche con lo sport. Sotto questo slogan ha preso avvio in Cansiglio il Festival dei Giovani promosso dal CONI Veneto e dalla Regione. Tambre, Pieve dal Pago, Fregona, Columberto e Fara dal Pago hanno ospitato le prime fasi dei giochi del prestigioso trofeo CONI nell'incantevole scenario montano dell'Alpago. Siamo appena stati alle premiazioni della Federazione Dama, dobbiamo ricordare che lo sport racchiude anche gli sport della mente, oltre 50 ragazzini che sono confrontati, uno sport bellissimo, molto importante, tutte le scuole del Veneto hanno mandato i loro rappresentanti, credo che questo sia i valori dello sport che vogliamo far vedere. Poi ci recheremo a vedere il calcio, la scherma, altri sport, però questo movimento sportivo che abbiamo portato sul Cansiglio rappresenta veramente tutto quello che vogliamo dimostrare, cioè che lo sport porta turismo, porta benessere ai ragazzi, li fa divertire, li fa stare assieme e passano una giornata veramente diversa dal solito. Scherma, dama, sport equestri, calcio, taekwondo, tennis tavolo sono stati gli sport del primo fine settimana che ha visto tantissimi giovani impegnati a conquistare le prime medaglie messe in palio dal CONI Veneto alla presenza del sindaco di Tambre, Oscar Facchi. È un'opportunità sicuramente importante questa anche per gli sport minori come la dama. Mi ha fatto enormemente piacere vedere che oggi la sala dell'ex cinema alpino di Tambre era completamente riempita di ragazzini e di genitori. Questo sta a significare che anche questo movimento è un movimento importante per ciò che riguarda l'aspetto sportivo di questa manifestazione, che viene portata sull'altopiano del Cansiglio, sull'intero Alpago, e questo servirà sicuramente a valorizzare e promuovere ulteriormente questo magnifico territorio. Sotto lo sguardo attento del presidente della Federscherma del Veneto, Guido Di Guida, gli sciabolatori fiorettisti hanno dato il meglio in pedana nella palestra comunale di Fregona. L'organizzazione della gara è buona, nel senso che il posto è piacevolissimo, le famiglie sono contente di questa manifestazione che esce un po' dai circuiti tradizionali, l'idea di organizzarla per dei settori che non hanno partecipato ai campionati italiani è piaciuta molto, quindi permette a una serie di ragazzi di concludere la stagione in maniera positiva. Dal punto di vista agonistico la gara sta procedendo bene e l'iniziativa del CONI sicuramente è positiva, anche perché ci permette di valorizzare dei luoghi che normalmente non sono sufficientemente valorizzati dallo sport veneto, e quindi l'auspicio è che questa iniziativa, con la collaborazione della Regione Veneta, come sta avvenendo in questo caso, possa continuare anche negli anni successivi. Non sono mancati i momenti tanto attesi delle premiazioni avvenute alla presenza del presidente del CONI Veneto nello splendido scenario del Cansiglio, che si appresta ad ospitare per la prossima settimana il canottaggio, la pallamano, il pugilato e il tiro a volo.